Circa 1200 scuole paritarie che danno un servizio a soltanto nelle scuole materne 100.000 bambini in tutto il Veneto. Forti di questi numeri, le associazioni dei genitori, degli insegnanti e dei presidi delle scuole paritarie del Veneto oggi sono venuti qui a Palazzo Ferrofini, la sede del Consiglio regionale del Veneto, per incontrare i consiglieri che stanno discutendo il bilancio regionale. Siamo all'interno del sistema pubblico e oggi in questa occasione siamo presenti qui in Consiglio regionale per far presente la realtà della scuola libera, della scuola paritaria, di tutto il mondo della scuola cattolica, delle sue componenti, per evidenziare che il modello veneto, che presenta ancora oggi una grandissima presenza di queste realtà volute dalla popolazione, quindi sono scuole del territorio, devono essere difese. Quello che chiediamo non è una cosa pazzesca, è 1/1000 del bilancio regionale. È passare da 14,5 euro a bambino al mese a 30 euro a bambino al mese. Sono qui per dire che le bambole stanno nel cestone e i bambini nelle scuole. Ma quale scuola se i tagli continuano così? E la scuola deve essere anche una scuola di qualità e deve essere anche una libera scelta dei genitori. Con questo taglio che la Regione Veneto vuole fare al cosiddetto buono scuola penalizza molto noi genitori che desideriamo fare una scelta di libertà nell'educazione scolastica dei nostri figli. Adesso voi pagate? Assolutamente sì, ed è evidente che con una non concessione del buono scuola noi dovremo pagare ancora di più. Anche le scuole professionali in qualche modo risentono di questa situazione, in che modo? E il bilancio che stanno discutendo prevede un taglio di circa 5 milioni di euro rispetto a quanto stanziato nel 2010 e questo chiaramente ci preoccupa perché significa che avremo o un ridimensionamento delle attività oppure comunque minori risorse per poter svolgere la nostra attività nel corso dell'anno prossimo. Anche perché loro dicono ci avete dato solo l'elemosina finora. Si dà sempre quello che si riesce anche di dare perché stiamo discutendo un bilancio che effettivamente è pieno di tagli da tutte le parti, ma non è che siano tagli volontari, purtroppo siamo costretti a farli e dobbiamo fare di necessità virtù anche una coperta che è sempre troppo corta perché con tutte le richieste che vengono fatte rischia effettivamente di strapparsi.